Nell'isolotto del Piave a Crocetta del Montello il corpo di Alex Marangoni, il barman veneziano di 25 anni scomparso dopo una festa a Vidore, la salma trasportata all'obitorio di Montebelluna. Fermati 2 giovani accusati di una rapina in piazza Duomo a Padova, hanno 15 e 18 anni a Jesolo, giro di vite del questore contro la violenza giovanile, 10 d'asco e 3 fogli di via. La preghiera dei familiari all'ora della tragedia, poi alle 18 una messa a Canazei, domani l'anniversario del disastro della Marmolada in cui morirono 11 persone e sabato una marcia del ricordo a Cittadella. Le piogge torrenziali del pomeriggio di ieri hanno causato alcuni allagamenti a Cismon del Grappa, un'abitazione privata è andata sott'acqua, da stasera dichiarata nuova allerta gialla. Zaia, liste d'attesa in Veneto in forte calo, merito di una nuova organizzazione dell'impiego dell'intelligenza artificiale, ma rimangono settori ancora in affanno per la mancanza di medici. Basi americane in Europa, è scattata l'allerta elevata, il comando statunitense ha innalzato il livello di vigilanza per il pericolo di terrorismo, una direttiva inviata anche alle basi USA di Vicenza. A Rua di Feletto la festa per le 107 candeline di Angelo Peressin, più longevo della marca trevigiana, artigliere alpino con la dote della pazienza e un grande amore per la vita. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano, l'avete sentito dai titoli, purtroppo il tragico epilogo della scomparsa di Alex Marangon, il giovane di Marcon che non aveva dato più notizia di sé da domenica notte dopo aver partecipato ad una festa a Vidor. Il Piave ha restituito oggi pomeriggio il suo corpo a Ciano del Montello. Effettuato una prima ispezione del corpo senza vita, non ci sarebbero segni di violenza. A Marconi intanto il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Ogni già flebile speranza si è infranta poco dopo le 2 del pomeriggio, quando un corpo senza vita è stato avvistato dall'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco di Venezia, arenato su un isolotto a Ciano del Montello, nel mezzo del fiume Piave. Il tempo di raggiungerlo, e non ci sono dubbi, è il corpo di Alex Marangon, il 25enne scomparso tra sabato e domenica notte dopo aver partecipato a una festa privata all'abbazia di Santa Bona a Vidora, 4 chilometri a monte rispetto al luogo di ritrovamento. Alle 15 in prefettura Treviso era stato convocato un tavolo di coordinamento delle ricerche, poi annullato. Serviva per fare il punto dopo 3 giorni di mobilitazione in questa parte di Montello, dove non mancano luoghi impervi e la corrente del fiume è forte, a tratti violenta. Dopo l'avvistamento da parte del personale di elicottero è intervenuto anche il nucleo dei fluviali, che ha portato il cadavere prima nel cimitero di Ciano e subito dopo all'obitorio di Montebelluna. Fondamentale anche il supporto della protezione civile e del soccorso alpino, tutti coordinati dai carabinieri che fin dall'inizio si sono occupati delle indagini. Il giovane si era allontanato da un gruppetto di una ventina di persone intorno alle 3 del mattino e di lui si erano perse subito le tracce. Alex aveva lasciato in auto il portafoglio e le chiavi, mentre il suo smartphone è stato rinvenuto nella camera da letto in cui avrebbe dovuto trascorrere la notte. Sul posto in questi giorni, amici e familiari, la stessa mamma aveva lanciato un appello ai nostri microfoni. Ora attorno a quella famiglia si stringe l'intera comunità di Marcon. Speravamo in un'altra notizia, eravamo tutti là in aggiornamento con le ricerche e ci aspettavamo tutt'altro, e con questo ovviamente siamo vicini alla famiglia che da adesso in poi insomma vuole stare tranquilla e viversi questo momento di sofferenza. Sul corpo del giovane è stata effettuata una prima ispezione cadaverica e non ci sarebbero segni evidenti di violenza, quindi al momento le ipotesi restano principalmente 2: il gesto estremo o la caduta accidentale compatibile con alcune contusioni riscontrate e il successivo annegamento. Servirà probabilmente un'autopsia per stabilirlo con certezza. Ogni decisione ora è in capo alla Procura di Treviso, da cui dipenderà anche il nulla osta per i funerali. Abbiamo già definito il lutto cittadino perché Alex, insomma, un ragazzo giovane, poi in questi giorni c'era tutta la comunità marconese che era in ansia ed è dovuto insomma alla famiglia, assolutamente.
Ed ora un'ampia pagina dedicata al fenomeno della violenza giovanile e delle baby gang. Cominciamo subito con il nostro sondaggio di quest'oggi, che è appunto proprio dedicato a questo tema. Baby gang, serve una legge? È la domanda alla quale vi chiediamo di dare una risposta con le consuete modalità, con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. Poi l'esito del sondaggio, come sempre, verrà reso noto nel corso di Ring in onda questa sera a partire dalle 21. E di baby gang si parla a Padova, dove sono stati individuati due giovanissimi accusati di una rapina in piazza Duomo a Padova. Sentiamo. Vi facciamo tanto male, tirate fuori tutto, vogliamo tutti i soldi, vi tagliamo. Queste le frasi con cui un 18enne italiano e un 15enne irregolare sul territorio nazionale hanno minacciato due giovani in piazza Duomo a Padova lo scorso 27 aprile. Si sono passati anche un dito lungo il collo, mimando il taglio della gola e mettendo le mani in tasca come se volessero prendere dei coltelli. I due hanno strappato inoltre di mano il casco ad uno dei due rapinati e hanno colpito la visiera dell'altro. Bottino, 50 euro. I due rapinatori hanno fatto anche un giro per le piazze con il motorino di uno dei due rapinati. Pensavano di averla fatta franca, ma i poliziotti della squadra mobile hanno incrociato le immagini delle telecamere comunali con i profili social di alcuni giovanissimi già noti alle forze dell'ordine. Gli agenti, mostrando alcuni profili alle vittime, sono riusciti a risalire ai due autori della rapina. Il più adulto dei due, il 18enne, è ben noto alla polizia, già sotto processo al Tribunale dei minorenni di Venezia per aver 3 anni fa, quando era ancora minorenne, aggredito e minacciato di morte un altro giovane. Il febbraio scorso, controllato al Parco Santa Rita di Padova, era stato sorpreso dagli agenti della squadra mobile in possesso di un coltello a serramanico. Il questore di Padova lo aveva per questo ritenuto socialmente pericoloso, emettendo nei suoi confronti un avviso orale. Dopo questo ulteriore episodio ne ha disposto il divieto di ritorno nel comune di Padova per 4 anni. Entrambi i rapinatori sono stati denunciati. E 7 daspo e 3 fogli di via sono stati emessi dal questore di Venezia nei confronti di altrettanti giovani responsabili di episodi di violenza sul litorale iesolano. Il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha messo in atto una serie di misure preventive per contrastare l'ondata di violenza giovanile che ha colpito Jesolo e altre località balneari del litorale, emettendo 10 misure preventive, tra cui 3 fogli di via obbligatori e 7 daspo Willy, tutti rivolti a minorenni coinvolti in atti di violenza e pericolosità. Durante la notifica dei provvedimenti è stata presente una psicologa della Polizia di Stato a supporto delle famiglie nel comprendere le reazioni e i comportamenti dei giovani. Tra le azioni intraprese, un foglio di via è stato emesso nei confronti di un individuo sorpreso a girovagare con un coltello da cucina per le vie di Jesolo. Altri 2 fogli di via sono stati emessi per 2 adolescenti implicati in piccole rapine ai danni di coetanei. In un'operazione congiunta con carabinieri e guardia di finanza è stato scoperto un gruppo di 7 giovani che avrebbero circondato e derubato altri ragazzi utilizzando un bastone e una sciabola. 3 minorenni sono stati inoltre inseguiti e fermati da un agente di polizia. Tutti i coinvolti sono stati sottoposti al daspo Willy, un provvedimento che mira a prevenire ulteriori comportamenti antisociali. Il numero di fogli di via emessi nella provincia di Venezia nei primi 6 mesi del 2024 è salito a 124, quasi il doppio rispetto ai 70 dello stesso periodo dell'anno precedente. Anche i daspo Willy hanno visto un incremento significativo, passando da 5 a 24. 11 morti e 7 feriti a 2 anni dal tragico distacco dal ghiacciaio della Marmolada. La famiglia e gli amici di 2 delle vittime, Davide Miotti e la moglie Erika Campagnaro, li ricorderanno con una marcia non competitiva. L'appuntamento è per sabato sera a Cittadella. Perché la decisione di questa marcia competitiva che è diventata un evento sportivo vero e proprio? Perché Davide ed Erika sono con noi da 2 anni
e sono tanti gli amici che ci hanno supportato in questi 2 anni e quindi noi vogliamo non fare in modo che la loro scomparsa sia una tragedia che non può essere colmata con l'amore che loro hanno creato e con le amicizie che sono davvero tante. In cammino per ricordare Davide Miotti ed Erika Campagnaro è il fratello di Davide, Luca, a spiegarci i motivi che dopo la passeggiata quasi spontanea dello scorso anno ha portato lui, i figli della coppia Karen ed Ettore e molti amici a organizzare per sabato prossimo 6 luglio a Cittadella una marcia non competitiva in onore di Davide ed Erika, morti 2 anni fa alle 13:43 del 3 luglio, travolti da 63.000 metri cubi di ghiaccio e rocce trascinati a valle per oltre 2 chilometri sul ghiacciaio della Marmolada. Vitali entusiasti, amanti della montagna. Davide, esperta guida alpina, con la moglie gestiva un negozio di articoli sportivi, legati per la vita, la sorte li ha legati anche negli ultimi attimi di vita. Domani un momento per pochi intimi. La famiglia tornerà sulla Marmolada per portare dei fiori su quella croce che porta i loro nomi, voluta dal papà di Erika. Ci sarà un momento di raccoglimento, adesso stiamo anche guardando le condizioni meteo perché sembra che ci siano rovesci temporaleschi, forse anche importanti, quindi vediamo. Però vogliamo tornare perché quello che rimane è la testimonianza e il ricordo di una passione che comunque univa Davide ed Erika ed è stata fino alla fine la loro passione. Avevano fatto della passione per l'alta montagna il loro lavoro, una passione per l'attività e lo sport che Davide ed Erika hanno trasmesso ai loro figli che con tanti amici li ricorderanno sabato. La marcia inizierà alle 8, ma già dalle 18:30 arriveranno le persone per l'iscrizione e vuole essere un appuntamento costante, annuale, insieme a Karen, insieme a Ettore, insieme ai tanti amici che saranno presenti e cammineremo silenziosamente insieme per portare questo ricordo insieme. E torniamo a parlare del maltempo che si è abbattuto ieri pomeriggio sulla nostra regione. Alcuni allagamenti si sono verificati in Val Brenta, a Cismon del Grappa, e da questa sera è prevista di nuovo allerta gialla per tutta la giornata di domani sulla regione Veneto. Acqua dal cielo, acqua dalla montagna, acqua anche dalla strada. E così il piano terra di questa abitazione di Cismon del Grappa è andato sotto per circa 50 centimetri. Ci abita una famiglia di origine ucraina. Ieri c'era una grandinata, un sacco di acqua, tutto scendeva dappertutto, cioè non c'era nessun buco da dove non usciva l'acqua. Oltre che la quantità, a sorprendere è stata la velocità del fenomeno. Era pochissima, dopo qualche minuto si è alzata subito perché veniva un sacco di acqua. Sono da Cismon, nato qua, vissuto qua, ma come ieri non ho mai visto un naufragio così, un diluvio. Per fortuna che non gli ha durato neanche tanto. Danni sembra che non siano stati in giro qua, insomma in zona. L'acqua è stata tolta grazie ad una pompa di proprietà dei residenti e all'intervento per un paio d'ore dei vigili del fuoco, purtroppo non il primo. 4 anni fa sono venuti comunque perché era primi giorni di quando siamo trasferiti qua e comunque c'era grandinata, c'era un sacco di acqua e noi non sapevamo che succede questa cosa qua e quindi i nostri vicini di casa ci hanno aiutato. Resta il timore per episodi sempre più frequenti. Si ha paura ogni volta che si sente qualche tuono, qualcosa, che succeda qualcosa. Magari sassi che si staccano dalla montagna, fognature che saltano, e così. Gli interventi hanno riguardato in tutto 2 case negli abitati di Cismone e Collicello, con un paio di sottopassi allagati e alcune colate di materiali su strade comunali. Purtroppo sappiamo che sono eventi che possono capitare su tutto il territorio regionale, ormai sono all'ordine del giorno e quindi noi cerchiamo di fare il possibile per mantenere quanto più in sicurezza il nostro territorio. Sanità ora con le liste d'attesa che sono in forte calo in Veneto. Zaia a merito di una nuova organizzazione dell'impiego dell'intelligenza artificiale. Sentiamo.
questa cabina di regia che abbiamo messo in piedi, cercando di comprare prestazioni all'interno, incentivando i nostri medici e operatori a lavorare internamente con un contratto, con un rapporto libero professionale con la regione, piuttosto, oltre a quello a tempo indeterminato, piuttosto che l'accesso anche ad altre forme di erogazione di servizio, ci ha permesso di affrontare assolutamente questo immane problema che è quello della lista d'attesa. La curva delle prestazioni in attesa sta scendendo, dicono i grafici illustrati a Palazzo Balbi. Le liste d'attesa, un problema storico della sanità anche veneta, ingigantito dai ritardi dovuti alla pandemia, stanno iniziando a calare. Dal maggio 2023 a quello dell'anno successivo, le prestazioni da garantire entro 10 giorni dalla prescrizione sono passate da 502 a 0. Quelle con priorità di 30 giorni sono passate da quasi 83.000 a quasi 14.000, pari all'83% in meno. Quelle da 60 a 90 giorni da 74.000 a 28.000. Le attese più importanti ce le abbiamo ad esempio sulla oculistica, dove non abbiamo professionisti, dove nei concorsi i professionisti non riusciamo ad assumerli perché non si presentano, e ripeto, facciamo un concorso ogni 3 giorni. E l'altra specialità è quella della dermatologia, dove anche lì c'è più attesa, e dermatologi non ce ne sono, informazione ce ne sono pochissimi, e questo creano pochi problemi. Nella gestione delle visite per combattere le liste d'attesa sta giocando un ruolo di crescente importanza anche l'intelligenza artificiale. Stiamo sperimentando, abbiamo ormai completato un modello di utilizzo dell'intelligenza artificiale per far sì che, a fronte della programmazione da parte dello specialista di una serie di indagini che devono naturalmente precedere poi la valutazione di controllo, l'intelligenza artificiale ci aiuti i personali di front office a individuare le date in modo tale che gli esami siano messi in sequenza corretta prima della visita di controllo, con le date e gli appuntamenti già fissati, in modo tale non soltanto c'è una sequenza corretta, ma il cittadino non deve più tornare per la prescrizione. Basi americane in Europa, scattata l'allerta elevata per il rischio terrorismo. Allarme terrorismo. Il livello di sorveglianza delle basi militari americane in Europa si alza da Bravo a Charlie, uno stato di allerta che verrebbe applicato quando potrebbero esserci minacce imminenti e che coinvolge anche la città in cui la presenza americana in Italia è più forte, Vicenza. È evidente che Vicenza da questo punto di vista è in una situazione particolare, perché è in questo momento la città italiana maggiormente interessata dalla presenza di truppe americane, di siti militari americani, e quindi è importante questa attività di intensificazione dei controlli. È importante che i vicentini possano sentirsi sicuri e possano sapere che c'è comunque un controllo costante e vigile di questi siti così delicati. Allerta innalzata alla caserma Ederle e alla caserma del DIN. L'ultima volta che in Europa si è raggiunto il livello di sorveglianza Charlie, il secondo più alto, è stato anni fa, in occasione degli attentati lanciati dall'ISIS nelle città europee. I comandi militari americani non hanno rivelato quale informazione oggi li abbia portati ad innalzare la protezione, ma il pericolo evidentemente è ritenuto credibile. L'innalzamento del livello di sorveglianza avviene in concomitanza con le tensioni internazionali come la guerra a Gaza e con eventi sportivi come le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di calcio in Germania, ma soprattutto in coincidenza con la festa dell'indipendenza celebrata il 4 luglio. È una tradizione importante quella dell'apertura della caserma Ederle ai vicentini in occasione del 4 di luglio, cioè di questa festività così importante per gli americani, e quindi a maggior ragione è importante che tutte queste attività vengano svolte in piena sicurezza. Ed ora andiamo a Rua di Feletto, nel Trevigiano, per la festa dei 107 anni di Angelo Peressini. Ne ricordi tanti che non lo dico quanti. Non è molto il tempo per contare tutti quelli che ho passato. Compie oggi 107 anni Angelo Peressini, artigliere di montagna e uomo più longevo della Marca. Nato nel 1917 a San Daniele del Friuli, è tra i più giovani di 8 fratelli e l'unico ancora in vita. La sua mamma e tutti i fratelli e il suo gatto.
Vedovo della moglie Maria, con cui ha festeggiato ben 63 anni di matrimonio, si sono incontrati ad una serata di ballo tradizionale nel Friuli. Sono andato 4 volte a trovarla e poi l'ho sposata. Sì, vada come vada, sei stata sincera, buono, e altrimenti ritorni a casa. A Rua di Felletto ha messo su famiglia, 2 figlie, Adalisa e Rosa Maria. A fargli ulteriore compagnia da 10 anni il gatto, che dorme con lui e gli tiene i piedi caldi durante l'inverno. Lei è felice adesso? Ah, felice, sì. La mia figlia qua, questo qua è 2 figli. A volte non mi pare neanche vero, perché aver 107 anni lo guardo e non me ne rendo conto, non ci credo. A volte ci litigo perché abbiamo un po' lo stesso carattere, ci scorniamo, però dopo lo guardo e dico ma una fortuna grande. 2 anni di leva militare e 7 anni di guerra tra Grecia e Albania. Tornato in Italia dopo lunghi tratti a piedi e barca stop, decide di fermarsi a Treviso. Trova lavoro come operaio presso una società elettrica, la quale lo porta a trasferirsi a Rua di Felletto, dove grazie al suo lavoro è arrivata la corrente. Un augurio di cuore per tutte le persone che mi conoscono. Con il suo motto "La pazienza è la virtù dei forti", Angelo ci saluta sorridente e ci dà appuntamento al 2 luglio del prossimo anno. Aspettiamo. Saluti. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi. La sigla subito dopo le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.